il santuario di Scaldaferro, siamo a Pozzoleone per proporvi un itinerario un po' diverso dalla nostra abitudine, però secondo noi molto interessante e molto suggestivo. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Protagonista, come abbiamo detto, è la provincia di Vicenza anche questa settimana. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, seguito dopo la sigla. In questo momento ci troviamo nel comune di Pozzoleone, precisamente in località Scaldaferro, e siamo venuti oggi a scoprire e a vedere assieme il santuario appunto di Scaldaferro. Ho il piacere di avere qui a mio fianco Don Dino per parlare appunto della storia di questo santuario. Dovete immaginare che in questa zona non c'era niente, tutta campagna eccetto una vecchia cascina piuttosto grande e tenuta da coloni per conto dei signorotti Mocenigo, che poi si sono imparentati con i Venier di Venezia. Ci sono stati però in questa famiglia delle persone molto devote alla Madonna che hanno pensato, non si sa se hanno invitato, comunque qualcuno ha invitato probabilmente a dipingere un quadretto della Madonna che si vede alle mie spalle, rappresentante una giovane fanciulla con un velo in testa, uno scettro, con un grembiule, ma siccome c'è lo Spirito Santo sopra si pensa che questo grembiule indichi Maria che sta aspettando il bambino. Ave piena di grazia, in te concepirai un bambino per opera dello Spirito Santo. Questo quadretto era sul muro esterno della caseggiato, della fattoria, e chiaramente i tempi, le intemperie, il vento, la pioggia eccetera lo rovinavano continuamente, per cui diverse mani hanno cambiato questo dipinto, che risale, per quello che possiamo sapere, al 1665 per una data scritta proprio al di sotto del dipinto, dove c'è attualmente l'altare, dietro il tabernacolo c'è questa grossa data che si presume sia quella originaria. E più tardi, visto che qualcuno cominciava a passare, invocare questa immagine della Madonna e attribuire anche delle grazie, è stato fatto un piccolo capitello e più tardi qualcuno ha fatto dipingere i due santi che si vedono ai lati, Francesco e Antonio, perché i signori de Bardot, che sono venuti nel tempo successivo, hanno fatto costruire una prima chiesetta ottagonale che termina proprio dove noi siamo qui in questo momento, e davanti alla chiesetta c'era tutta campagna, c'era giusto un viottolo e sotto la chiesetta passava e passa tuttora il canale di irrigazione che bagna le campagne circostanti. E i signorotti de Bardot, vedendo questa immagine che attirava le persone, hanno pensato di mettere un eremita, e poi sarà un sacerdote francescano che penserà a far dipingere i due religiosi, i due santi più conosciuti dei francescani, Sant'Antonio e San Francesco, che quindi sono di data posteriore più o meno verso il 1750. Al di sotto dell'immagine ci sono delle rappresentazioni, dei disegni che indicano la campagna, attualmente però mutilati perché le intemperie non hanno permesso di salvare tutto, ma negli ex voto antichi si vedono scene tipo buoi che tirano un carro, dei covoni di grano, eccetera, tipici della campagna. E le montagne che si vedono si può presumere che siano l'altopiano di Asiago, che sta qui al nord. E più tardi, verso il 1900, questa chiesetta è stata ceduta al parroco di Pozzoleone, che allora era Monsignor Elia Dalla Costa, il quale, notando appunto la devozione che cresceva della popolazione circostante, ripeto, vicinissimo, in pochi delle campagne che i contadini che passavano si fermavano, ha pensato di ingrandire la chiesetta con questo prolungamento sempre verso l'esterno. Quindi si parte dal muro, un capitello, la prima chiesetta ottagonale,
questo prolungamento verso l'esterno e siamo nel 1920, i lavori sono tardati a causa della guerra mondiale e arriviamo nel 1923 l'inaugurazione di questa chiesetta. E più tardi un sacerdote che è venuto qui e che ha lavorato 28 anni, Don Giulio Dall'Olmo, darà un grande impulso alla presenza di Maria in questo santuario, vedendo come le persone erano legate a questa immagine della Madonna molto semplice ma che attirava la popolazione e la devozione popolare, e penserà allora di dare un ulteriore sviluppo ingrandendo e comprando una parte della cascina, quella che è chiamata il porticale, perché appunto c'era il portico, la stalla eccetera, e adibendola a cappella supplementare. Questa chiesetta con la relativa cappella è stata adibita nel 2000 a chiesa giubilare per volontà del Monsignor Nonis, e da allora i pellegrinaggi sono aumentati di molto e il nome si è cominciato ad allargare sempre di più, la conoscenza sempre di più, perché oltre alla chiesa c'è un'altra iniziativa che è molto conosciuta a livello popolare, che è il grande presepio biblico di 2 piani che noi abbiamo qui a Scaldaferro, che attira decine di migliaia di persone praticamente ogni anno, ma il valore di questo santuario si è cresciuto soprattutto dopo il 2000 proprio per questa diciamo, funzione della Chiesa giubilare nell'anno santo. Il santuario oggi, Don Dino? Il santuario oggi, che è dedicato a salute degli infermi, ha assunto una presenza nel territorio molto efficace, perché vediamo come ogni giorno c'è una presenza costante e alla domenica abbiamo sempre più di 1000 persone che vengono alla Santa Messa, pur avendo una parrocchia piccolissima di 400 abitanti appartenente a 4 comuni, Pozzoleone, Bressanvido, Schiavon e Sandrigo, quindi case prese dalle varie zone dei vari comuni, però molta gente ormai è diventata ha come punto di riferimento questo santuario, e nelle feste poi la gente è ancora più numerosa nelle grandi solennità, se poi sono feste dedicate alla Madonna, ma quello che colpisce è che ogni giorno, adesso fa caldissimo, ma ogni giorno c'è sempre gente che si alterna qui al santuario, tanto che il comune ha previsto una zona silenzio e addirittura ha fatto una circonvallazione per impedire che i mezzi pesanti, e domani dovrebbero essere anche gli altri mezzi, passino e disturbino il silenzio, la quiete di questo santuario. C'è stato un ulteriore ingrandimento nel 2003, proprio perché si vedeva come non conteneva più neanche la cappella supplementare la gente che veniva, e il Consiglio pastorale ha insistito perché si allungasse il santuario nella parte nuova, e di conseguenza abbiamo la capienza di 400 posti a sedere nella parte del prolungamento fatto nel 2003, più questa, e poi tutti i posti in piedi che, ripeto, la gente occupa con facilità. La Madonna Salute degli Infermi viene ricordata in ogni seconda domenica del mese attraverso la supplica, e la grande ricorrenza particolare dedicata a lei è la seconda domenica di settembre. Siamo vicini anche alla festa della Madonna Addolorata, quindi questa tradizione ormai è entrata nel cuore della gente, e quel momento di quella giornata vede veramente un afflusso straordinario di persone che vengono da molte parti proprio per onorare questo titolo della Madonna, a cui sono attribuite tante grazie, soprattutto grazie spirituali. E difatti abbiamo messo anche all'ingresso del santuario il libro bianco, e sono già più di 30 volumi che le persone hanno scritto, l'ho cominciato timidamente, invece la cosa è partita in grande stile, dove le persone confidano, ecco, intenzioni, preghiere, situazioni particolari con tanta fiducia. Una volta al mese poi c'è una celebrazione speciale per i malati, che è il secondo venerdì del mese, una messa di guarigione, che è partecipatissima da molte, seguita anche da Radio Oreb, eccetera, e questo dà onore al santuario e ancora più la conoscenza per questa finalità che ha questo santuario. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Ci vediamo tra pochissimi istanti per scoprire assieme la parte nuova di questo santuario.
Mondino, ci troviamo nella parte, possiamo dirla, più moderna, più nuova di questo santuario, la parte più grande dove può ospitare più fedeli, dove fate praticamente tutte le celebrazioni più importanti, perché appunto ha la possibilità di contenere molte persone. La cosa che colpisce quando si entra in questa chiesa naturalmente è questo mosaico che occupa gran parte della parete che praticamente è alle nostre spalle. Sì, il tutto risale al 2003 quando è stata ampliata la chiesa e poi questa parete che conteneva prima un quadro che ripeteva la stessa scena dall'altra parte, per evitare un doppione si è detto cosa si può suggerire come immagine, come riempimento di tutto questo spazio, ed è nata l'idea di invitare il padre Marco Ivan Rupnik, gesuita, artista ormai di fama mondiale che ha lavorato in molte parti, Lourdes, Fatima, San Giovanni Rotondo, eccetera, e abbiamo avuto l'immensa fortuna di avere questo dono. E nel 2006 è venuto e ha riempito questa parete, sono quasi 100 metri quadri di mosaico, e la prima cosa che ha detto quando ha visto l'ambiente è detto: desidero che sia un grande abbraccio, che chi arriva si senta abbracciato, accolto da persone care, da persone conosciute che ti aspettano e hanno qualcosa da donarti. Il tema è Madonna della Salute e allora lui l'ha sviluppato proprio cogliendo il tema ma ampliandolo attraverso tutto un processo, un cammino della vita. Allora abbiamo la presentazione di Gesù al Tempio, quindi Gesù bambino che entra nel Tempio della salute, che entra nel mondo, il Signore che porta la nuova salute, la salvezza. Poi abbiamo la seconda scena, la guarigione del paralitico, che è importantissima perché quest'uomo, la prima battuta che sente da Gesù quando se lo vede davanti calato dal tetto, Gesù dice: ti sono perdonati i peccati, grande scandalo. E allora Gesù dice: cosa è più facile, guarire il corpo o guarire lo spirito? Perché voi crediate, ecco, dico a te, alzati e cammina. E questa immagine dà proprio il significato del santuario, che dove c'è la richiesta di salute fisica, ma la prima salute è quella del cuore, cioè dello spirito, perché quando lo spirito è sano e in pace, chiaramente anche il resto si sopporta molto meglio. Se poi ci sono i due, chiaramente ancora meglio. Questo dono della salute ci è dato dalla immagine centrale dove è raffigurata la deposizione di Gesù, in modo che Maria non volte alle spalle, qualora se fosse stata la crocifisso non avrebbe girato le spalle, invece così Maria guarda il popolo, guarda i pellegrini, e davanti a lei il corpo di Gesù morto nella pace totale, portato da Giuseppe d'Arimatea e Maria Maddalena. E Maria Maddalena in una stupendamente rappresentata, smarrita, afflitta, dolorata, sembra quasi asciugare le piaghe con i suoi capelli. Accanto c'è Giovanni Battista, l'amico dello sposo, che sembra quasi indicare con l'abbraccio: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Dietro la sua testa c'è una tomba, tutto nero, perché quando diciamo vedo nero e tutto nero sembra che non c'è più speranza nella vita, ed è quello che tanti purtroppo pensano. Con la morte infatti tutto grigio sopra, non c'è nessuna scena particolare, tutto spento, sembrano i colori. E invece ecco il cristiano quello dice: c'è qualcuno che è entrato nella morte, l'ha superata, ed è il Signore Gesù. Ecco l'ultima scena, ricchissima di colori, di festa, di oro zecchino 24 carati, che rappresenta la santità di Dio, dove l'angelo che dice a Maria Maddalena: cosa viene a fare qui? Gesù è risorto. E nello stesso tempo Maria Maddalena si sente chiamare da una voce: Maria. Quella voce riconosce che è Gesù. Allora Gesù sembra dirle: Maria, perché corri ancora verso le cose vecchie? Sei chiamata ad andare verso il nuovo, verso le cose più belle e più alte, perché io sono risorto. Gesù si vede che ha ancora le piaghe nel suo corpo, ma sono solo segnate con oro. Gesù le ha mostrate a Tommaso e agli altri apostoli, ma non c'è più il sangue che c'è invece nella deposizione dalla croce, perché il Signore è risorto ed è trasfigurato. L'ultima immagine è una palma che dà frutti nell'Oriente tutti i mesi dell'anno, per conseguenza diventa un mezzo di sussistenza per la povertà e le carestie. Chi è che dà il pane sempre da mangiare, cibo da nutrire anche lo spirito? È Gesù. La palma è diventato il simbolo di Gesù. Gli occhi, che attirano sempre perché sono neri e grandi, indicano gli occhi della civetta, che vola di notte senza paura. Ecco il cristiano guidato dalla fede
è colui che affronta senza paura o guidato dalla forza del Signore il dolore, la sofferenza e vede anche al di là della morte perché c'è la risurrezione. E gli occhi di Gesù e di Maria, questo è un particolare molto bello, dovunque si è, in qualunque parte del santuario, gli occhi di Maria e di Gesù ti guardano direttamente al di là della tua posizione e ubicazione. E quella posizione di Gesù è strategica perché l'artista diceva: quando uscite di qua, ricordatevi, guardatelo, è come se vi dicesse: non avere paura, io sono con te. L'altare è biancone di Asiago, è un blocco unico di 40 quintali che l'artista ha voluto per indicare la stabilità. Gesù è la roccia su cui fonda la nostra fede, l'Eucaristia. E altrettanto è l'ambone, il leggio, 15 quintali, è l'altra roccia della parola, per cui la nostra fede poggia su queste rocce anche in un modo visibile. Sul leggio c'è la fiamma dello Spirito Santo e invece sull'altare la croce con l'oro che indica appunto la santità del Signore, che è colui che santifica anche tutti quanti noi. Ecco, questo mosaico è molto apprezzato dalle persone perché parla veramente alle persone, lo sentono vicino e ogni volta che vengono scoprono qualche cosa di nuovo e che piace a loro e che parla alla loro vita. Per cui è stato realmente un ottimo regalo, malgrado Scaldaferro sia un puntino che non è neanche nella carta geografica, ma la Madonna si è servita dei posti più poveri per fare le cose più grandi e anche a Scaldaferro. Tondino, l'abbiamo già detto nella prima parte, vogliamo ricordare a chiusura di questa nostra chiacchierata, io naturalmente la ringrazio tantissimo, vogliamo ricordare quelli che sono gli appuntamenti più importanti per tutti i devoti che vengono qui in questo santuario? Sì, intanto noi siamo una comunità marianista, cioè consacrati alla Madonna, sacerdoti e non, ma tutti consacrati, che il vescovo Nonnis ha chiamato qui a Scaldaferro nel 1993. Gli appuntamenti più importanti sono, oltre alle festività globali o del tutto l'anno, la seconda domenica di ogni mese, in cui c'è realmente la supplica alla Madonna in tutte le Sante Messe, la seconda domenica del mese di settembre, che è proprio la giornata del malato preparata da un triduo particolare, e poi ogni secondo venerdì del mese, da ottobre a giugno, c'è una celebrazione speciale alla sera dalle 20 alle 22:30, seguita anche da Radio Oreb e via internet, per la messa di guarigione per i malati nel corpo e nello spirito, che è molto seguita. Questi sono gli appuntamenti fondamentali. Tondino, vogliamo chiudere questa nostra chiacchierata con un messaggio a tutti i nostri telespettatori? Sì, vi lascio il messaggio carissimo al nostro fondatore, che era il padre Cheminade, che diceva: qualunque cosa vi succeda, sempre interessate Maria, perché lei, come madre, madre di tutti, saprà sempre indicarvi la strada giusta da seguire, anche se sarà diversa da quella pensata, ma vi guiderà lei. E noi portiamo come stemma proprio una croce con l'immagine di quel segno di Maria ai piedi della croce, ma con le braccia che sono allargate per indicare sopra e sotto, se fosse unito indicherebbe il mappamondo, Maria che è madre di tutti. Allora è questo il messaggio che faccio e l'augurio, perché veramente Maria come madre non lascia nessuno e tutti sono accolti e aiutati nel loro cammino. Grazie Tondino. E anche per oggi siamo arrivati alle battute finali di questa puntata un po' particolare, permettetemi di viaggiando, spero che naturalmente sia stata di vostro gradimento. E alcune informazioni di servizio che ci riguardano: voglio ricordarvi il nostro canale di YouTube, se volete rivedere anche tutti i vecchi filmati di Viaggiando potete cliccare su qualsiasi motore di ricerca, Viaggiando, oppure Telechiara Produzione, oppure il nome e cognome del sottoscritto Piero Brazzale, e troverete appunto la puntata che vi abbiamo appena proposto, ma naturalmente anche tutto il nostro archivio. E se volete mettervi in contatto con noi potete farlo direttamente su Facebook, sapete abbiamo una nuova pagina, diventate nostri fans e potrete avere un dialogo diretto con noi, ma anche lì c'è il collegamento per andare su YouTube. Noi andremo avanti naturalmente anche tutto il mese di agosto, come state vedendo, proponendovi tutte le settimane dei nuovi itinerari, delle nuove proposte turistiche, quindi l'appuntamento con Viaggiando è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.